La percentuale più alta del mio lavoro è dedicato alle persone che hanno avuto un percorso oncologico. Ho la fortuna di lavorare nelle breast unit, quindi collaboro con i medici, collaboro con tutto il team multidisciplinare. Questo ci consente di proteggere la donna a 360 gradi, consente di fare il lavoro nel momento in cui i medici, l'oncologo, lo psicologo ritengono il momento adatto, quindi la donna è tutelata a 360 gradi, però non possiamo dimenticare che esistono anche trattamenti su persone che hanno avuto incidenti, che hanno subito violenza, che hanno dei segni, uno stigma che devono portarsi in giro e che a volte li condiziona tantissimo, perché proprio riconoscere sul proprio corpo tutti i giorni i segni della malattia. La mia richiesta alla politica è realizzare un sogno, che la dermopigmentazione abbia un suo percorso formativo di specializzazione e riconosciuto, in modo che il nostro lavoro possa essere svolto con cultura, coscienza, conoscenza per la sicurezza di tutte le persone che si rivolgono a noi, che arrivano a valle di un percorso a volte terapeutico impegnativo. Il problema adesso consiste nel dare continuità a questo progetto, cioè nel fare in modo che le donne ne possano usufruire all'interno anche delle strutture sanitarie, quindi bisognerà darsi da fare affinché siano istituiti dei corsi specifici per la preparazione di questi professionisti.